Eder. Mech. Pallister. Il caso Liliana Resinovic si arricchisce di un nuovo elegantissimo capitolo della saga La verità può attendere. Il deposito della perizia sui reperti, previsto per l'8 giugno, slitta ancora. Adesso si va a ottobre. Il GIP di Trieste ha accolto la richiesta di proroga di 90 giorni presentata dal collegio peritale composto dai professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. Insomma, il calendario giudiziario ha preso il fascicolo Resinovic, lo ha guardato, ha sospirato e ha deciso che giugno era troppo ottimista. Quasi una provocazione. La notizia non riguarda un dettaglio marginale, non stiamo parlando del colore della carta intestata o della posizione di una graffetta nel fascicolo. Qui si parla dei reperti che potrebbero finalmente chiarire qualcosa sulla morte di Liliana. Gli abiti, i coltelli sequestrati in casa di Sebastiano Visintin, il bracciale nero e celeste consegnato dal fratello Sergio, i sacchi neri in cui fu ritrovato il corpo, i cordini, le fibre, i campioni piliferi, lo zirconio sulle scarpe. In pratica, tutto il materiale che dovrebbe aiutare a capire chi sia entrato in contatto con Liliana nelle ore decisive e se qualcuno, oltre a lasciare dubbi, abbia lasciato anche tracce. Il deposito era atteso per l'8 giugno e i risultati avrebbero dovuto essere discussi nell'udienza del 26 giugno. E invece niente, appuntamento spostato a ottobre. Così chi aspettava un passaggio decisivo si ritrova davanti all'ennesimo rinvio, perché in Italia, quando un caso è complicato, la risposta più frequente non è «abbiamo chiarito», ma «ci serve altro tempo». E magari serve davvero, per carità. Però il punto resta. Sono passati più di 4 anni dalla scomparsa di Liliana e ogni proroga pesa come una porta che si richiude davanti alla famiglia. Liliana Resinovic scomparve da Trieste il 14 dicembre 2021. Il suo corpo venne ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, avvolto in sacchi neri. Dopo anni di dubbi, consulenze, smentite e ricostruzioni opposte, il caso è passato dall'ipotesi iniziale di suicidio a quella di omicidio. Sul nulla osta per le esequie, dopo la nuova perizia medico-legale, la data della morte è stata aggiornata al giorno della scomparsa, il 14 dicembre, e la causa indicata è il soffocamento provocato da terzi. Ed eccoci al punto tecnico, quello che rende questo rinvio tutt'altro che burocratico. I periti devono lavorare su accertamenti genetici, dattiloscopici e merceologici. Devono cercare DNA, impronte e riferimenti sui cordini trovati sul corpo e su quello che teneva unite le chiavi. Devono confrontare i tagli di quei cordini con le lame di oltre 700 tra coltelli e forbici sequestrati a Sebastiano Visintin, marito di Liliana e unico indagato per omicidio. Tradotto, non è una perizia qualunque, è un gigantesco puzzle dove ogni pezzetto potrebbe essere inutile oppure diventare improvvisamente centrale. Poi c'è il capitolo zirconio, che non è il nome di un supereroe minore della Marvel, ma una sostanza abrasiva usata anche per affilare metalli e coltelli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sulle scarpe di Liliana sarebbe stata rilevata presenza di zirconio, un elemento ritenuto meritevole di approfondimento, anche perché torna in primo piano l'attività di arrotino svolta da Visintin. Da qui la necessità di analizzare le lame sequestrate e il materiale trovato nel suo studio o laboratorio. Ed è qui che il caso, già abbastanza ingarbugliato, decide di regalarsi un altro livello di complessità. Non basta. Sugli indumenti di Liliana, in particolare sul cappotto che indossava al momento del ritrovamento, sarebbero stati individuati numerosi campioni, tra formazioni pilifere e fibre tessili. I periti devono verificare se da quei reperti sia possibile estrarre tracce utili, capire eventuali contatti, confrontare profili genetici e stabilire se quei materiali siano compatibili con luoghi, persone o scenari investigativi. In un caso normale sarebbe già moltissimo. In questo caso invece sembra quasi il minimo sindacale, perché ogni dettaglio apre una stanza e dietro ogni stanza c'è un altro corridoio. Tra gli accertamenti è stato indicato anche il confronto del DNA del medico legale Fulvio Costantinides, consulente della procura nella prima fase delle indagini, con alcuni reperti piliferi trovati sulla donna. Anche questo è un passaggio delicato. Serve a capire se alcuni elementi siano legati alla scena, al ritrovamento, alle operazioni successive o ad altro. Perché in un'indagine dove si è discusso di tutto, dal luogo della morte al momento del decesso,
dal trasporto del corpo alla conservazione della salma, anche distinguere una traccia rilevante da una contaminazione diventa fondamentale. Il risultato è che l'udienza del 26 giugno, che avrebbe dovuto mettere sul tavolo gli esiti degli accertamenti, perde il suo cuore. Doveva essere il momento in cui i reperti cominciavano a parlare. Invece i reperti restano zitti, i periti chiedono tempo, il GIP concede e la famiglia incassa l'ennesima attesa. A questo punto il fascicolo Resinovic sembra un treno regionale della verità, annunciato, ritardato, poi riprogrammato, poi forse in arrivo, ma intanto nessuno sa davvero su quale binario presentarsi. La reazione di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, è durissima. Ha detto di non credere più nella giustizia, di sentirsi preso in giro, di iniziare a pensar male e di non avere più fiducia nelle istituzioni. Parole pesanti, certo, ma dentro una vicenda in cui ogni scadenza sembra provvisoria, ogni risposta sembra rimandata e ogni svolta sembra sempre sul punto di arrivare ma mai arrivata davvero. La rabbia della famiglia non è esattamente un fulmine a ciel sereno. È più un temporale annunciato da 4 anni. Ad aprile, durante il secondo funerale privato celebrato a Trieste dopo il rientro delle spoglie di Liliana, Sergio aveva usato parole altrettanto nette nei confronti di Visintin, sostenendo che il marito sapesse tutto o fosse comunque coinvolto. Si tratta naturalmente della posizione del fratello della vittima, non di una sentenza. Visintin è indagato, non condannato, e resta assistito dalla presunzione di innocenza. Ma è chiaro che tra la famiglia Resinovic e il marito di Liliana non c'è più solo distanza. C'è una frattura profonda, ormai pubblica, feroce, insanabile. Nel frattempo Visintin, nelle scorse settimane, ha ribadito la sua posizione. Sostiene che dopo 4 anni e mezzo sia difficile arrivare alla verità, che le indagini siano partite male e che se qualcuno lo ritiene responsabile debba portare elementi davanti a un giudice. Ha anche spiegato di non essere andato al funerale per evitare attriti con la famiglia. Una scelta che lui presenta come prudenza, mentre per i familiari è l'ennesimo capitolo di una storia in cui ognuno legge i gesti dell'altro come una prova, un segnale, una conferma o una provocazione. C'è poi un altro tassello. La difesa di Visintin aveva chiesto una nuova perizia medico-legale, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Anche questo passaggio pesa, perché certifica che su quel fronte la strada della difesa non ha trovato spazio. E così, mentre da una parte si chiedono nuovi accertamenti, dall'altra quelli già disposti continuano a slittare. Il caso Resinovic non procede. Ondeggia. Il vostro detective? Davanti a questo scenario non può che osservare il solito capolavoro italiano. Un caso passato da forse suicidio a ipotesi omicidio. Un corpo trovato nei sacchi, cordini da confrontare con centinaia di lame, zirconio sulle scarpe, reperti piliferi, fibre tessili, DNA da cercare, impronte da verificare, famiglia furiosa, marito indagato, difesa che contesta, perizie che slittano, udienze che evaporano. Manca solo il numerino, elimina code all'ingresso del tribunale e poi siamo ufficialmente dentro un ufficio postale della verità. La cosa più grave però è che Liliana rischia di restare schiacciata proprio da questa montagna di accertamenti, perché più il fascicolo cresce, più il rischio è che la persona sparisca dietro le carte. Liliana non è solo un nome in una perizia, non è solo una salma riesumata, non è solo un cappotto da analizzare, una scarpa con zirconio, un cordino tagliato o un bracciale consegnato dal fratello. Liliana era una donna che una mattina è uscita dalla sua vita e non è più tornata. E da quel momento chi le voleva bene aspetta una cosa semplicissima, sapere che cosa le è successo. Ora tutto si sposta a ottobre. E ottobre in questa storia non è solo una data, è l'ennesima promessa. La promessa che finalmente gli abiti diranno qualcosa, che i coltelli verranno confrontati davvero, che i cordini smetteranno di essere semplici pezzi di materiale e diventeranno eventuali indizi, che le fibre e i campioni piliferi saranno interpretati, che lo zirconio non resterà una parola suggestiva buona per i titoli, ma verrà collocato dentro una ricostruzione seria, che i reperti verranno messi in relazione con il luogo del ritrovamento e con quanto sequestrato nel laboratorio di Visintin. Il punto è tutto qui. Se serve tempo per fare bene, il tempo va dato. Ma se il tempo diventa una palude, allora il problema non è più la prudenza, è la fiducia.
E nel caso Resinovic la fiducia è già stata consumata parecchio. Consumata dai primi errori, dalle ricostruzioni cambiate, dalle ipotesi ribaltate, dalle perizie in contrasto, dai rinvii, dalle attese, dalle frasi amare dei familiari e da una verità che sembra sempre vicina, ma appena qualcuno allunga la mano si sposta più avanti. A ottobre, quindi, non basterà dire che le analisi sono complesse, non basterà ripetere che i reperti sono tanti, non basterà spiegare che serviva altro tempo. A ottobre serviranno risposte. Risposte tecniche, solide, verificabili, non suggestioni da salotto televisivo e non nebbia investigativa servita con il cucchiaino d'argento. Perché questa storia ha già avuto abbastanza rinvii, abbastanza ipotesi e abbastanza parole. La domanda resta lì, più pesante di prima. Questi reperti parleranno davvero? O anche a ottobre il caso Liliana Resinovic scoprirà un nuovo modo, magari molto elegante e molto tecnico, per rimandare ancora l'appuntamento con la verità? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.